C'è anche il nome di Don Gigetto De Bortoli nel fascicolo d'inchiesta aperto dalla Procura di Treviso per maltrattamenti e offese nei confronti dei migranti ospiti nella struttura di Serravalle di Vittorio Veneto. L'iscrizione nel registro degli indagati del sacerdote bellunese sarebbe per il momento un atto dovuto, vista la sua posizione di presidente e fondatore del CEIS. Il sacerdote ieri alla notizia della consegna dell'avviso di garanzia a 4 operatori della cooperativa Integra, che per conto del CEIS gestisce le strutture di accoglienza dei migranti, si era detto sorpreso e amareggiato. Oggi Don Gigetto si dice contento che la Procura abbia deciso di indagare su quanto è successo e succede nel servizio dell'accoglienza dei profughi a Vittorio Veneto. Finalmente si fa luce oggettiva di fronte ad affermazioni e una quantità enorme di dicerie contrapposte riportate dai media. Tutte cose che producono soltanto confusione. A Serravalle sono attualmente ospitati 114 profughi, qualcosa in più complessivamente nelle case di accoglienza del CEIS in provincia di Belluno, e al momento non è escluso che l'inchiesta possa essere estesa anche a queste strutture. Io ho fiducia nell'indagine che sarà fatta e ho fiducia pure nella documentazione sul nostro operato, che si è sempre svolto in stretto contatto giornaliero con la prefettura. Don Gigetto si è detto dispiaciuto per il risalto dato alla notizia che è stata associata a fatti che nulla hanno a che vedere con la struttura di Serravalle. Gli abusi di cui si parla sarebbero stati commessi nei confronti di richiedenti asilo di sesso femminile, quando, dice Don Gigetto, nessuna profuga è stata ospite a Serravalle dall'agosto dello scorso anno. Per il sacerdote sono false anche le notizie diffuse sui servizi resi. Quanto alla presenza dei NAS, è un ulteriore segno di apertura e trasparenza su quanto fatto, anche se si sa benissimo che l'impegno specialistico dei carabinieri trova sempre qualcosa che non va, e ciò sarà garanzia per il presente e per il futuro. Il CEIS sta predisponendo con uno studio legale del Foro di Treviso le controdeduzioni alle evidenze emerse negli atti della Procura, così che si arrivi quanto prima alla chiarificazione delle rispettive posizioni. Intendo naturalmente svolgere fino in fondo e prendermi tutte le mie responsabilità.